Buonasera, ben ritrovati al TG del Friuli Venezia Giulia della RAI. La questione dei volontari della nostra protezione civile approda sul tavolo del governo. Lo ha confermato oggi a Pordenone il ministro Ciriani. Entro la prima metà di dicembre il via libera a un emendamento che chiarisce le responsabilità sulla sicurezza. L'alternativa un disegno di legge per gennaio. I volontari, come sapete, hanno deciso di astenersi da ogni attività dopo il coinvolgimento di un coordinatore in un'inchiesta su un infortunio mortale. Il servizio di Sebastiano Franco. Il volontario è volontario e in quanto tale non può essere equiparato ad un dirigente o responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro. Il governo accelera sulla legge che tuteli la figura del volontario. Esiste già un decreto, l'81 del 2008, ma per eliminare spazi interpretativi serve una norma. Nel decreto anticipi verrà inserito un emendamento. Possiamo agire con un emendamento al decreto anticipi che è in commissione del Senato oppure con un disegno di legge su cui chiedere l'urgenza, ma i volontari devono stare sicuri che il governo è assolutamente intenzionato a risolvere subito e presto e bene questa questione. Un intervento quanto mai necessario dopo che la Protezione Civile regionale ha deciso di sospendere la propria attività in seguito alla sanzione di 1.800 euro inflitta ad un coordinatore comunale per l'incidente mortale avvenuto lo scorso luglio a Verzegnis, in Carnia, dove ha perso la vita un volontario di Preone. Se il governo non dovesse riuscire a far passare l'emendamento prima della metà di dicembre, allora l'altra strada da seguire sarà quella di un disegno di legge pronto a gennaio. La Protezione Civile regionale riprenderà l'attività non appena verrà approvata la norma e ha già chiesto l'organizzazione degli stati generali per migliorare la propria capacità operativa. Una volta che questo sarà tutto chiarito, noi saremo pronti a ripartire, anzi con ancora maggior entusiasmo, perché così abbiamo capito che tutte le istituzioni sono dalla nostra parte e ci tengono al nostro operato.